A poco più di un anno dalla sua elezione e in occasione delle festività pasquali, il deputato nazionale del Partito Democratico, Tonino Moscat, dai nostri studi traccia un bilancio della sua esperienza parlamentare. Tanti e interessanti gli argomenti trattati, che non si sono solo soffermati sulle vicende legate all'Aula di Montecitorio, ma che hanno spaziato anche in altri ambiti. Si è parlato di immigrazione e della gestione del flusso migratorio nel Canale di Sicilia, della rinuncia alla candidatura alle prossime elezioni europee del sindaco di Lampedusa Giusy Nicolini e naturalmente della politica favarese, dove, ricordiamo, il PD governa con il sindaco. Ovviamente si è parlato anche del recente documento stilato dal PD e indirizzato al sindaco, nel quale vengono indicati i diversi punti politico-programmatici a cui il primo cittadino deve attenersi. Dalla trasmissione è emerso anche che è intenzione del Partito Democratico svolgere per la scelta del prossimo candidato sindaco le primarie. Come a dire, chi ha più voti all'interno del partito è il nostro candidato. Un'intenzione questa che in un certo senso escluderebbe la ripresentazione agli elettori dell'attuale capo dell'amministrazione comunale. L'onorevole Moscat, dai nostri studi, ha anche fatto riferimento alle recenti dichiarazioni dell'assessore comunale Giuseppe Milioti, il quale indicava gli onorevoli quali garanti del sistema del personale comunale. Il deputato nazionale, pur appoggiando la causa, lo esorta a non fare riferimenti generici, ma a fornire nome e cognome degli onorevoli colpevoli. A moderare lo spazio richiesto alla nostra emittente dall'onorevole Moscat, Salvatore Sorce. L'occasione è servita anche per porgere ai telespettatori gli auguri di una serena e santa Pasqua. La trasmissione dell'onorevole Tonino Moscat, in onda oggi alle ore 14:50, subito dopo le 3 edizioni del notiziario, ed in replica stasera intorno alle 20:35, domani alle 9:30 circa, lunedì alle ore 22:45 e martedì alle ore 14:50. Anche questo incontro sarà presto visibile sul nostro giornale web siciliatv.org.